Il secondo argomento invece legato alle piazze, vorrei fare un distinguo ben importante. Sono 2 anni che dei folli stanno continuando a fare piazze, stanno continuando a portare gente in piazza a protestare e a portare le istanze di chi la pensa in un modo controcorrente rispetto al mainstream. Ora, queste piazze sono servite moltissimo per creare un'identità, per creare una comunità, per creare un'unità di intenti tra persone che non si conoscevano, magari distanti e ben distinte tra di loro, che hanno trovato nell'unione delle piazze e della comunicazione univoca, che è disunivoca rispetto al mainstream, hanno trovato la capacità di poter essere, di sapere che esistono. Perché il mainstream diceva che il 90% degli italiani erano stati lobotomizzati, la dicevano in un modo diverso, da quello che era il racconto mediatico. In realtà non è così. Facendo i numeri, ma proprio i numeri della serva, in modo molto banale e semplice, ci sono circa 7-8 milioni di persone non vaccinate. Di queste una quota parte importante sono gli over 50, che hanno anche le sanzioni, dopo eventualmente entriamo anche in questo argomento. Ci sono quindi una fetta importantissima, stiamo parlando del almeno il 30, il 40%, se non di più, di persone che si sono vaccinate perché o ti mangi sta minestra o ti salti dalla finestra, cioè o ti vaccini o non lavori. Diciamo la verità, costrette. Obbligate. Gente che ne conosco un'infinità di persone che, Roberto, cosa vuoi che faccia? Sono stato costretto a farla, non avevo alternative, se no come porto a casa il pane? Ed è un'oggettiva realtà. Conosco una valanga di persone che hanno magari fatto anche la terza dose, ma non si sognano minimamente di fare una quarta dose. Perché? Conosco altrettante tantissime persone che hanno avuto effetti collaterali ai vaccini. Poi in realtà purtroppo non ho avuto modo di analizzare bene i dati che sono venuti fuori oggi su quelli che sono le analisi delle reazioni avverse, che gli stati continuano a negare, ma in realtà è la stessa AIFA che li dichiara. Quindi io sono fermamente convinto che la maggioranza degli italiani sia contro questa forma di politica e questa forma di governo. Ma questo va, se vogliamo trovare una logica di emiciclo politico, va dall'estrema destra all'estrema sinistra. Non esiste più una dinamica politica, anzi partitica. È diventata una questione politica antigovernativa, antisistema. Quindi io purtroppo forse sbaglio, soltanto il tempo potrà dire se è giusto o sbagliato. Io sono convinto che invece la politica attiva sia indispensabile ancora.